e grazie a voi per essere intervenuti così numerosi a questo spazio dedicato al cinema al Polesine, che è una mostra che avevo in mente da tanto tempo di fare qui ad Adria, perché avevo curato una piccolissima mostra per il liceo Bocchi Galilei con la professoressa Polato, che mi aveva così aperto le porte dell'istituto per fare una piccola esposizione curata dagli studenti. Però oggi gli spazi sono più ampi e possiamo sicuramente con le scuole usufruire di questi spazi belli e nuovi. Volevamo far capire quanto questo territorio è stato anche scelto dai registi, da tantissimi registi. Stiamo parlando di oltre 500 tra produzioni televisive, documentari, serie TV, oltre ovviamente ai film a soggetto, però chiaramente abbiamo dovuto fare delle scelte perché ovviamente lo spazio poi è quello che è, seppur molto ampio eccetera, però chiaramente i film sono tantissimi. Quindi illustrare il rapporto che il Polesine ha avuto con il cinema nella storia, quindi che quasi, se vogliamo, coincide con la storia stessa del cinema italiano, perché si parte da Gente del Po di Antonioni 1939 per arrivare poi ai film dei giorni nostri, quindi tutto l'arco di più di 80 anni di storia del cinema italiano.